Pensiero del giorno, venerdì 20 febbraio. Tutto vince l'amore. Si potrebbero dire infinite cose sull'amore che Gesù ci insegna con la sua vita, con le sue parole. Ma oggi vorrei sottolineare solo due punti che sono di fondamentale importanza. Primo, è necessario amare tutti, senza eccezioni, senza selezioni, senza preferenze, come Dio fa con noi. E qui si tratta di amare l'amico e il nemico, il simpatico e l'antipatico, il professore e il vicino di casa, il postino e il compagno. Amare tutti significa anche amare le persone che sono lontane da noi. Il secondo punto: è necessario essere i primi ad amare. Normalmente amiamo quando ci sentiamo amati, rispondiamo all'amore che ci viene dato. E se non ci arriva? No, è molto meglio prendere noi l'iniziativa, essere noi i primi a dare un segno di amicizia, di perdono, di volontà, di ricominciare da capo. Provate ad amare in questo modo, sperimenterete una grande libertà perché siete voi i protagonisti. Messaggio di Chiara Lubich ai giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, Germania 2005. Parola di vita, febbraio 2026. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Apocalisse capitolo 21, versetto 5.